Alessia e oggi sono qua tornata appunto con un nuovo video. Oggi raga ho deciso di fare un video un po' diverso dal solito che non ho mai fatto. Prima di spiegarvi come funzionerà questo video però iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video, perché questi capelli qui ai 20.000 diventeranno di un colore fantastico. Oggi raga sono tornata con un video, come ho detto, diverso dal solito. Il video di oggi ragazzi sarà un po' diverso dal solito perché ho deciso di unire due video. Innanzitutto un po' di giorni fa vi avevo chiesto di farmi delle domande su Instagram. Se non mi seguite andate a seguire perché faccio sempre dei video così, quindi andatemi a seguire su Instagram. Però adesso inizierò a chiedervi le domande anche, che ne so, su Snapchat, Instagram, TikTok eccetera, perché così magari chi non ha Instagram può partecipare comunque. Vi ho chiesto un po' di giorni fa delle domande e avevo in mente di risponderle, solamente che poi mi sembrava troppo monotono farlo come faccio sempre praticamente, ovvero un video in cui rispondo alle domande. Quindi ho deciso di fare una cosa un po' più diversa, un'idea più diversa, ovvero farvi un make up tutorial e nel mentre parlare rispondendo alle vostre domande. Allora, il make up tutorial perché comunque mi avete chiesto in molti in direct di fare il tutorial del trucco che ho fatto su un mio TikTok, quindi faremo questo make up tutorial e nel mentre ho preso appunto le domande a cui voglio rispondere e risponderemo insieme. Direi di iniziare subito con il video. Ok, ho abbassato un po' la telecamera perché sennò mi toccava stare così tipo. Lasciate perdere, sono in pigiama, ma questo voi non lo sapete, cioè in realtà lo sapete perché l'ho appena detto, però vabbè. Ok, prima cosa che ho fatto è stata tipo legarmi tra virgolette i capelli. Ho messo indietro i capelli che mi andavano sulla faccia per evitare di sporcarli, anche perché li ho appena lavati. Non starò qui a spiegarvi tutti i prodotti che utilizzerò. Se volete sapere che prodotti utilizzo eccetera, comunque trovate tutto quanto nella descrizione, anche gli ombretti che andrò ad utilizzare. Prima cosa che faccio, ma che voi potete anche non farlo, siccome faremo uno smokey eye, a me piacciono molto le cose tipo definite, quindi una riga proprio dritta carina. Potete farla sia con lo scotch, quindi mettendovi lo scotch normalmente, oppure potete farla, cioè fate lo smokey eye e poi con un pennello tipo questo qua lingua di gatto, tipo questo qua piccolino lingua di gatto, andate e fate proprio tipo con del correttore pulite tra virgolette, andate sopra all'ombretto in eccesso e poi sarà tutto a posto. Nel make up del video di TikTok io ho fatto col secondo metodo, però è più semplice fare con dello scotch, che poi tu lo togli e diventa normalissimo, perfetto. Sì, mi dovrete vedere con lo scotch in faccia, scusatemi, però vabbè. Ora vado ad applicare il correttore che utilizzo come base per il primer tra virgolette e andiamo a rispondere alla prima domanda. Viola appunto per Ferry mi ha chiesto: se avrai dei figli come li chiamerai? Allora, sinceramente non lo so, dico i nomi che mi piacciono, probabilmente avrò cambiato idea, comunque quando sei lì cambi idea, vedi nomi diversi eccetera, anche perché i nomi che mi piacciono adesso alcuni anni fa non erano gli stessi, quindi probabilmente cambierò idea, però vabbè. Per i maschi non ci ho pensato sinceramente. Femmina mi piace un botto o Ludovica o Maddie, e poi ci sono i classici tipo Aurora, Sofia, questa roba qua che sono carini come nomi. Alessia Trozzi fanpage mi ha chiesto, un bacione alle mie fanpage, canzone preferita. Allora, non so se intende tipo del momento o in generale. Ora raga andrò a fare il trucco e vado a prendere un ombretto con tono caldo, può essere un rosa come può essere un marroncino, non lo so, e andremo a fare tipo così e lo andiamo a sfumare un po' sulla palpebra. Non lo applicate dappertutto, tipo in questa regione qui non lo applicate. Comunque, per rispondere canzone preferita, allora Is It Just Me, che ho fatto sentire anche nei preferiti di marzo, però cambio canzone preferita ogni 2 secondi, nel senso che ogni giorno scopro musiche nuove eccetera, quindi può essere che domani questa musica mi avrà stancato, perché io sono anche una persona che sento la stessa musica fino a che non mi stanca. È una cosa abbastanza brutta, perché poi tipo sento talmente tanto questa musica che passo da amarla a odiarla nel giro di una settimana, perché ovviamente ascoltandola sempre è un po' difficile che ti piaccia, quindi a lungo, quindi non lo so.
però nel momento è Is It Just Me. Ora raga vado ad applicare un viola nell'angolo esterno, quindi non lo portate troppo in dentro, lo tipo applicate così e poi lo andate a sfumare in dentro, ma non lo portate troppo in dentro. E questo sarà il colore Wow. Terry _2009_ mi ha chiesto cantante preferito. Non ascolto tipo solo un cantante o solo qualcuno, cioè non ascolto solo un cantante, io ascolto veramente tutti, però il mio cantante preferito credo che sia Shawn Mendes, perché è l'unico che comunque con il tempo non mi ha stufato e lo seguo da tantissimo e comunque è da tantissimo che ascolto le sue musiche sin dall'inizio praticamente che ha iniziato la carriera e ancora non mi sono stancata. Quando per esempio, che ne so, di Justin Bieber già mi sono un po' stancata, quindi non posso dire che sia il mio cantante preferito, perché tipo è stata quella, il momento in cui lui è tipo diventato famoso, è stato un po' il suo boom, però poi cioè è finita lì, capito? Raga, sta venendo uno schifo sostanzialmente, perché ovviamente puntualmente quando vado a registrare i tutorial mi vengono uno schifo i make up, però i trucchi, però vabbè. Roberto_ barra mi ha fatto due domande. La prima è: ti preferisci liscia o riccia? Allora, questa domanda me l'avete fatta in molti, comunque dipende da che capelli. Con i capelli biondi mi preferisco da liscia, con i capelli marroni mi preferisco riccia, perché secondo me ci sta meglio. Però è tutta una questione di punti di vista, sinceramente. Però se devo scegliere tra i due, credo riccia. Cioè se devo scegliere tipo rimanere per tutta la vita riccia o tutta la vita liscia, credo che deciderei il riccia. La seconda domanda che mi ha fatto è: quali sono le tue passioni barra hobby? Questa la rispondo facilmente. YouTube, ovvero fare video, andare a cavallo, leggere, ascoltare musica e ballare. Queste sono le mie passioni. Vado a prendere un nero con questo pennellino qui che sarebbe per fare le sopracciglia in teoria e vado a fare tipo una riga di eyeliner da entrambe le parti, solamente tipo il coso qui, solamente non vado a fare una riga, vado a fare solamente tipo una righetta qua seguendo lo scotch, che poi andremo a sfumare verso l'interno per dare più profondità a tutto. Fiore_07 mi ha chiesto: preferisci musica o leggere? Questa domanda è molto difficile da rispondere perché sinceramente entrambe sono praticamente una delle mie passioni più grandi, quindi diciamo che è molto difficile per me rispondere a questa domanda, però se proprio dovessi scegliere credo leggere. Ora che ho sfumato vado ad applicare un illuminante rosa qua. Uso l'illuminante perché secondo me ha un effetto più figo e più... non so cosa voglia dire, però va bene. Alessia_Mare_Smile mi ha chiesto, un altro bacio a un'altra mia fanpage, comunque mi ha chiesto: hai mai sofferto bullismo? Io non mi ritengo che ho sofferto bullismo perché comunque ci sono casi molto peggio di me, però mi ricordo che alle elementari il quinto anno, ovvero l'ultimo, è stato un anno infernale perché c'era questa ragazza che tra l'altro... ci vado a scuola adesso, cioè non andiamo in classe insieme perché lei fa francese, che tra l'altro è stato uno dei motivi per cui ho fatto spagnolo, perché io mi è sempre piaciuto il francese e veramente ero molto indecisa se fare francese o spagnolo, solamente che sapendo che avrei fatto comunque il liceo linguistico ho detto vado a spagnolo così non mi devo sopportare altri 3 anni questa. Sostanzialmente ora raga, cioè non ci ho più parlato, quindi sinceramente non so se è cambiata eccetera. Comunque ha praticamente infernizzato la mia vita alle elementari, anche perché io, ragazzi, dovete sapere che io rispondo, non è che rispondo, però tra virgolette rispondo. Praticamente io sono una persona che quando non mi va bene qualcosa lo dico, non ho paura, quindi per questo tutti quanti, tipo le mie prof eccetera, mi odiano tra virgolette. Non è che mi odiano, però non è che gli sto troppo simpatica, perché io tipo, che ne so, non mi sembra giusta qualcosa, vado lì e gli faccio con tutta l'educazione, ragazzi, perché è inutile andare lì con prepotenza, sinceramente. Comunque con tutta l'educazione vado lì, esprimo solamente la mia opinione, cioè sono sempre stata una persona che
sono sincera, quindi dico le cose in faccia e come stanno, e non riesco semplicemente a non essere così, quindi cioè, è proprio difficile secondo me. Per questa cosa le mie prof, tra virgolette, mi odiano perché sembra che io voglio polemizzare tutto quanto, però non è così, anche perché non mi sono mai espressa non educatamente con i miei prof, quindi comunque adesso sto facendo la base perché gli occhi l'ho praticamente finiti, mancano solamente alcune cose che però non posso fare se prima non faccio la base. E questa ragazzina, diciamo che ce l'aveva con me, sinceramente non siamo andate d'accordo sin dall'asilo, perché andavamo all'asilo anche insieme e poi abbiamo fatto tutte le elementari insieme, non siamo mai state amiche, però in quinta elementare non so perché ha deciso di prendermi proprio di mira. Però io dico, non ho sofferto bullismo perché io sono una persona che comunque reagisce, sono sempre stata così, è parte del mio carattere, reagisco molto facilmente, quindi forse per questo che nessuno si è mai azzardato a bullizzarmi, tra virgolette. Quindi non lo so se definirlo proprio bullismo eccetera, però ci sono stati veramente dei periodi che uscivo da scuola tutti i giorni che piangevo, perché poi ci si mettevano appunto le prof, davano ragione solamente a lei eccetera. Sofia mi ha chiesto come imparare l'inglese. Allora raga, ho deciso che questa domanda l'ho messa comunque, però non risponderò in questo video perché voglio farne un video a parte su come appunto imparare l'inglese, come ho imparato l'inglese io, la mia esperienza eccetera, visto che me l'avete chiesto veramente in tantissimi, quindi non la metterò in questo video. Ora una delle mie parti preferite, ovvero l'illuminante. Vado a mettere lo stesso che ho messo sugli occhi comunque. Raga, mi si era interrotta la registrazione perché ho tipo, c'è un limite di tempo con cui posso registrare un video e credo che io l'abbia superato. Spero solamente che me ne sia accorta appena sia stoppata, perché sinceramente non lo so, spero proprio di sì, perché comunque essendo che non ho gli occhiali non ci vedo niente. Tra l'altro adesso me li metto perché tanto non sto facendo gli occhi ancora, perché sennò non vedo mai niente. E quindi Sara Prestipino mi ha chiesto appunto: hai fatto pace con Martina? Ho preso questa domanda perché comunque me l'avete chiesto in tantissimi, quindi niente, perché è nuovo. Martina era una mia amica e siete curiosi, e capisco comunque il perché, perché comunque l'ho fatta vedere in un sacco di miei video eccetera, quindi è normale che siete curiosi di saperlo. Comunque no, non abbiamo fatto pace, nel senso che tipo, cioè sì, ci parliamo, però non è che siamo così tanto amiche sinceramente, cioè. E vado ad applicare lo stesso ombretto viola sotto gli occhi. Comunque non mettete un rossetto scuro o comunque un rossetto molto pesante, perché sennò è too much. Quindi tipo, se adesso usate negli occhi, non mettete un rossetto. Io consiglio di rimanere una cosa più naturale sulla bocca, dato che abbiamo usato molto sugli occhi. Make-up finito. Allora sinceramente mi piace un sacco truccarmi eccetera, però comunque non uscirei mai così, quindi tranquilli. Comunque nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like in su, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video, così che arriviamo subito ai 20.000. Seguitemi su tutti i social che come al solito trovate nella descrizione. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo domani alle 2 con un prossimo video. My heart would never be much faster before you came.